bentornati a Ore 7, il momento dell'ospite. Oggi siamo in compagnia di Maurizio Franz, che è assessore al turismo, alle attività produttive e ai grandi eventi del comune di Udine. L'abbiamo invitato, buongiorno Franz, l'abbiamo invitato perché siamo alla vigilia, insomma mancano pochi giorni, all'avvio dell'edizione 2018 di Friuli Doc, da giovedì 13 a domenica 16, questa kermesse che coinvolge tutta la città, ma direi propriamente tutto il Friuli, perché è una vetrina di prodotti e di produttori, e poi insomma richiama veramente tantissimo pubblico. Naturalmente speriamo nel bel tempo, mi pare che Marco abbia anticipato insomma una settimana positiva, per cui sarebbe quella anche forse la maggiore novità, no? Perché siamo abituati a un Friuli Doc bagnato, anche se sempre fortunato. Franz, cominciamo subito appunto da questa manifestazione. Che cosa avete portato di nuovo quest'anno? Che cosa c'è di nuovo? Beh, giovedì allora partiamo alle 17:30 con la cerimonia inaugurale. Quest'anno le novità saranno l'apertura di Via Aquileia, perché abbiamo ritenuto che questa importante arteria della città dovesse essere rivitalizzata, e la presenza degli austriaci che verranno collocati proprio in fondo a tale via, che è un elemento di novità in quanto era oltre 10 anni che non partecipavano. Quest'anno c'è stata la disponibilità della Stiria ad essere presente con i suoi stand, e penso che questo possa attirare molto le simpatie dei friulani, che sono storicamente affiatati e hanno un grande legame di amicizia con gli austriaci, ma soprattutto dal punto di vista promozionale. Ma certo, c'erano stato negli anni in cui gli austriaci non c'erano, se ne sentiva un po' la mancanza, no? Anche se naturalmente i prodotti, le vetrine, insomma, prodotti friulani ce n'era in abbondanza, non si restava digiuni a Friuli Doc, no? Però spesso si diceva, beh, ma una volta c'erano gli austriaci, no? Adesso sono tornati, tornano, e quindi c'è anche uno scambio, no? Poi alla fine si spera che poi anche noi si travalichi il confine, si vada a promuovere. Friuli Doc resta la più importante manifestazione del settore agroalimentare, quindi dedicata soprattutto agli ospiti stranieri, quindi una grande vetrina promozionale per le eccellenze della nostra regione. Però è anche un momento piacevole di socializzazione, e quindi noi ritenevamo che, soprattutto guardando agli amici di Villacco con cui Udine ha il gemellaggio, che fosse importante questa collaborazione, soprattutto in termini promozionali. Come dicevo, noi ci aspettiamo che arrivino tanti turisti dall'Austria, ma poi l'obiettivo più ambizioso è anche guardare la Slovenia, tutta l'Alpe Adria e alle Mitteleuropa. Pensiamo che sia importante risaldare questi veicoli di amicizia, soprattutto perché ci diano una mano a promuovere queste iniziative e tutte le altre iniziative che ha in programma il Comune di Udine nei riguardi soprattutto di questa utenza straniera. Certo, e tra le novità c'è anche uno scambio molto forte, diciamo, col mondo dell'artigianato, cioè ci sono anche dei laboratori proprio, no? E quindi è una vetrina non solo enogastronomica, ma anche dei prodotti artigianali. Questo sì, gli artigiani sono sempre protagonisti di Friuli Doc, quest'anno in modo particolare perché oltre alla loro tradizionale presenza in via Vittorio Veneto con i loro stand, hanno organizzato un Artigian Lab ed un Artigian Tour. In cosa consiste? Un laboratorio artigiano in via Stringer, dove gli adulti ma anche i bambini potranno avvicinarsi all'arte dell'artigiano e imparare le conoscenze direttamente dagli artigiani, magari appassionarsi un domani e diventare degli artigiani. E l'Artigian Tour, ossia 2 tour che avverranno sabato e domenica con partenza da Piazza Libertà alle ore 11, uno in tedesco ed uno in friulano, in cui si potrà vedere le bellezze della città e soprattutto anche conoscere i nostri laboratori artigianali ed anche le degustazioni. Penso solo alle famose birre artigianali. Quello in friulano poi sarà guidato da Claudio Moretti, per cui penso sarà anche una cosa piacevole, spiritosa e simpatica. Divertente, insomma, appunto un evento turistico e promozionale. Per quanto riguarda questi eventi però ci si deve prenotare? Sì, naturalmente su questi eventi qua, essendo degli spazi limitati, è richiesta una prenotazione proprio per dar modo a tutti coloro che vorranno aderire a queste iniziative, insomma, in qualche modo di essere adeguatamente seguiti. Certo, e un'altra novità un po' di quest'anno è il grande spazio che dedicate proprio specificamente alle famiglie. Friuli Doc è un evento sì da vivere in convivialità e anche in famiglia, però ci saranno degli spazi proprio dedicati ai bambini e anche delle attività familiari, insomma di gruppo, no?
Sì, noi riteniamo che questa manifestazione sia anche un momento di socializzazione, quindi abbiamo anche nel nostro claim dove parliamo di grandi virtù, quindi è un modo anche di presentare la nostra terra, di presentare il nostro popolo e riteniamo che le famiglie devono essere protagoniste, per cui ci sono degli spazi dedicati ai bambini, soprattutto l'ERSA, devo ringraziarli, hanno organizzato diverse iniziative via Mercato Vecchio appositamente per i bambini e poi ci saranno anche altre iniziative comunque ludiche e anche educative perché riteniamo che l'educazione alimentare sia fondamentale, l'attenzione anche a come si mangia, alla qualità del mangiare, agli aspetti biologici a cui la gente ormai è sempre più attenta. In questo senso qua, se facendoli divertire e giocare i bambini riescono a essere educati, penso che sia una cosa positiva sotto 1000 aspetti. Beh, sarebbe un risultato ottimale proprio perché i bambini apprendono sempre, poi insomma magari appunto vedere come si fa un prodotto piuttosto che l'altro, penso che incuriosiscano loro, piuttosto che quei casi poi che saltano alla ribalta della cronaca, non hanno mai visto una gallina, no? Insomma meglio sfruttare la loro curiosità. La curiosità è nata nei bambini, noi vogliamo proprio stuzzicare la loro curiosità e facendo sì che divertendosi e giocando possono apprendere quelle che sono le nozioni fondamentali di una corretta alimentazione. Il modello Furlan e non il modello americano di alimentazione. Beh, insomma, sicuramente fa meno male, dopo insomma c'è spazio per tutto anche nella varietà del mondo, ecco, ogni tanto si può sgarrare. Ci sono anche degli eventi clou, no? Lei ha citato l'inaugurazione, c'è la chef Antonia Klugman, no? Che adesso è l'altro anno protagonista della stagione di Masterchef. Avevate avuto anche Cracco, no avevate, non era la vostra amministrazione, ma insomma c'era stato Cracco, quindi insomma questi chef tengono a battesimo volentieri eventi come questo. Sì, beh, la presenza di Antonia Klugman senz'altro caratterizzerà la cerimonia inaugurale, quindi uno chef stellato, presente la prima donna che è stata nella giuria di Masterchef, quindi questo nobiliterà l'evento. Ci sarà la presenza anche di campioni dello sport, verranno premiata la Mara Navaria, campionessa mondiale di spada, Matteo Restivo che è arrivato terza ai campionati europei di nuoto stile dorso e quindi tutta una serie di avvenimenti, non solo nella cerimonia inaugurale ma poi nell'arco dei 4 giorni, perché penso solo a tutti gli eventi musicali che ci saranno nelle varie piazze cittadine e poi il culmine sarà la serata finale in piazza Libertà con la Anna Oxa, un'artista affermatissima, molto nota al grande pubblico per le sue tantissime partecipazioni al Festival di Sanremo e soprattutto amata e penso che questo sarà il tocco finale che allieterà la manifestazione. Ecco, una domanda che le avevo promesso prima era che però Antonia Klugman è triestina, no? Insomma, allora si aprono le porte anche del campanilismo, insomma, si sgretola un po' e quindi sì, quando ci sono questi eventi poi c'è spazio per tutti. Sì, beh, io penso che questa manifestazione, come diceva, deve essere aperta a tutti e poi comunque Antonia Klugman però al ristorante Avenco, conosciuto e affermato e per noi è un onore avere la sua presenza. Come sarà un motivo di grande soddisfazione ed un onore la partecipazione delle Frecce Tricolori perché il giorno dell'inaugurazione ci sarà un sorvolo delle Frecce Tricolori che sono una bandiera della nostra regione e del nostro paese e anche questo sarà un momento importante della cerimonia inaugurale. Certo, poi insomma voi avete scelto anche di far proprio degli show cooking, cioè la cucina diventa poi un evento spettacolare, no? Quindi è il filo che parte da Antonia Klugman che è una chef che fa spettacolo, poi continua anche a livello locale, a livello di Friuli Doc. Sì, soprattutto a Piazza Matteotti verrà dedicata a tutti questi eventi qua. Ormai lo show cooking è entrato nella tradizione di Friuli Doc e ci sono tantissimi appassionati di cucina e quindi riteniamo che anche questo possa essere un elemento di attrazione ma anche un elemento per far conoscere le nostre eccellenze e i nostri prodotti in una maniera particolare e anche l'ERSA farà in via Mercato Vecchio degli show cooking con dei noti ristoratori e quindi tutti questi elementi qua faranno sì che ancora una volta questa manifestazione possa trovare il gradimento di tantissimi utenti. E poi insomma se uno non fosse preparato ci sono anche le degustazioni guidate. Senz'altro.
Anche qui con degli chef di livello, no? Ecco, perché noi vogliamo che sia un momento gioviale, che sia un momento di festa, ma come dicevamo anche per chi è appassionato un momento per degustare, magari adeguatamente illustrate, quelle che sono le eccellenze della nostra regione, e da questo punto di vista è fondamentale, come dicevo, la collaborazione con l'assessorato regionale dell'agricoltura, in particolare con l'ERSA, che da sempre promuovono le eccellenze dei nostri prodotti, e quest'anno in particolare su via Mercato Vecchio ci saranno tutta una serie di eventi dedicati anche ai bambini, la piscina di mais. Parlo solo di questo esempio qua, che già il nome ha un grandissimo fascino, dedicato ai bambini, ma dedicato anche al mais, che è uno dei prodotti tipici della nostra regione. Quindi riteniamo che gli elementi di novità quest'anno saranno parecchi e potranno attirare l'attenzione di un'utenza molto ampia, che va dai bambini ai giovani fino alle persone anziane, proprio perché questa è una manifestazione aperta alle famiglie. Ecco, quanti stand poi ci saranno alla fine, se ha il numero? Indicativamente ci saranno circa 150 stand che rappresentano, come dicevo, un po' i prodotti tipici della nostra regione, e saranno dislocati un po' nelle varie piazze più importanti della città. Penso solo al castello, che è il luogo emblematico, quello e dove ci saranno tutte le pro loco, perché le pro loco del Collinare in questo caso qua, che sono le vere protagoniste di questa manifestazione, perché dobbiamo ringraziare anche le pro loco che, grazie all'attività che fanno, non solo fanno conoscere i nostri prodotti, ma anche divulgano quello che sono il messaggio più importante, ossia la conoscenza del nostro territorio. Assessore Franz, in chiusura le chiedo solo una cosa. Negli ultimi anni c'era stata un po' di pressione per quanto riguarda la sicurezza. Quest'anno come gestirete ingressi, uscite, eventualmente anche elementi di disturbo? Come sarà affrontato questo problema qua? Come gli anni scorsi ci sarà una particolare attenzione a questo tema qua, però senza nessun allarmismo, perché c'è già stato diverse riunioni, ci sono state con gli organi preposti, e quindi penso che tutto si svolgerà nella massima tranquillità, con ovviamente un personale di sicurezza che creerà un minimo di disagio a chi entra, perché ci sarà un attento controllo di tutte le persone che arriveranno, che vorranno partecipare a questa manifestazione, però nella più assoluta tranquillità. Beh, insomma, appunto, la sicurezza serve anche a farci stare più tranquilli, se è preventiva, no? Giusto? Sì, questa è una chiave di prevenzione. Certamente. Va bene, Assessore, io la ringrazio, le auguro buon lavoro, perché l'aspettano giornate particolarmente intense, penso, no? Almeno fino a domenica dovete avere tutto sotto controllo, e invito tutti a Friuli Doc, perché insomma se il tempo è buono, come ci ha detto Marco Virgilio, è un'occasione in più per scoprire Udine e i prodotti del territorio del Friuli. Noi con questo ci prendiamo una piccola pausa.